to the Interaction platform. You can raise your hand and ask questions to our guest, Pasquale Tridico, the head of the delegation for 5 Star, and Camillo Della Valle, our member. We are here to present the rally organized by 5 Star Movement in Rome for Saturday against the EU REAR plan. Pasquale Tridico has got all the details, please. Thank you, Davide. Thank you, everybody, for being here. So tomorrow for us will be a very important day, the day in which actually continue the protest against the REAR EU, the protest which started exactly on 11 March in Strasbourg, with all our movement, which came here, Giuseppe Conte, all the national members of the parliament, and we protested against the REAR proposed by von der Leyen at that time. Tomorrow we go back to the people. Tomorrow we go back to Rome, from to where we bring our protest as well. So from Europe to Rome, in order to say no to this project, which is for us full, which is for us without reason, which is actually even in the timing completely wrong. And we got so many adhesion to the rally. We got many associations, many leaders of society, intellectuals, journalists, and this will be a very big event tomorrow, which at the end will start around 2 p.m. And will end nearby Colosseo at 4 p.m. where there will be the stage with leaders, journalists, and intellectuals who are going to speak. It's not a manifestation of only 5 Star Movement. It's a manifestation which 5 Star Movement organized, but actually is open to all the society. And we are happy to have got so many adhesions so far. Daniele Della Valle. Good morning, everyone. I will switch to speaking Italian. And because there is interpretation available, and because of course for me it's not comfortable arguing about this topic in Italian, of course. Noi crediamo, Buonasera a tutti, torno a parlare italiano, e noi crediamo assolutamente che questo piano REAR proposto in realtà, che poi in realtà non è un piano di riarmo europeo, è un piano di riarmo degli eserciti nazionali, sia totalmente fuori dal mondo, perché in realtà in questo momento per noi ci sta solo favorendo il finanziamento della lobby delle armi, che ancora una volta questa classe politica continua a foraggiare. Noi pensiamo che i responsabili della catastrofe europea in questo momento hanno nomi e cognomi ben precisi, sono quelli di von der Leyen, di Callas, di Meloni, di Macron, che continuano a farci credere, che rappresentano il partito unico della guerra in questo momento, continuano a farci credere che l'unico modo per risolvere questa situazione geopolitica complicata sia quello di una guerra, di una vittoria sul campo contro la Russia. Lo fanno tra l'altro mettendo in atto anche situazioni abbastanza grottesche, no? Come la commissaria Berger con Zelensky di salvataggi, di sfruttamento per l'emergenza. E noi una cosa dobbiamo essere su una cosa da chi ci stiamo difendendo, questo dobbiamo far capire, perché a noi sembra che più che altro si stia infutendo timore alla popolazione europea per poi giustificare un'eventuale escalation. Io non voglio entrare poi nello specifico, ma vorrei porre tutta una riflessione. Negli ultimi 30-40 anni mi chiedo quante volte abbiamo violato il diritto internazionale, quante volte chi è che ha violato l'integrità territoriali di altri paesi. Questa è una domanda che sembra retorica, ma in realtà che va fatta, perché dobbiamo
siamo sempre stati per la pace, per la risoluzione di questo conflitto in Ucraina per vie diplomatiche, siamo sempre stati per l'integrità territoriale dell'Ucraina e per questo abbiamo detto che era importante a marzo 2022 arrivare a una conclusione, perché l'Ucraina sicuramente avrebbe salvato gran parte del suo territorio, sicuramente più di quello che probabilmente oggi riuscire a salvare, sicuramente sarebbero risparmiate centinaia di migliaia di chilometri. And now it's time for the question. I ask the journalists to introduce themselves, including the name and the media outlet they represent. I have a question from Tommaso Gallavotti online. Tommaso, please. You can speak in Italian also if you want. We have the interpretation. I'll ask my question in Italian since there is translation provided. Volevo capire, buongiorno innanzitutto, grazie per l'occasione. Sembra che voi siate in sintonia, se non in concorrenza, con una parte, con la maggioritaria, cioè la segreteria del PD. Però nel PD, come sapete, c'è un'ala consistente, riformista, cosiddetta, che è su posizioni molto diverse. Volevo capire, visto che prima o poi si andrà alle politiche, come pensate di mettere insieme queste due posizioni che sono antitetiche? Può essere che allora la guerra in Ucraina sperabilmente sarà finita, però insomma è un problema di politica estera non di poco conto, questa divergenza tra due anime. Grazie Tommaso. I remind that there is interpretation in English, so the journalists can also follow. Pasquale. La linea del PD ovviamente è qualcosa che è un affare interno del PD e ci mancherebbe se noi ci inseriamo nelle questioni, nelle problematiche del PD, non ci sembra assolutamente corretto. Tuttavia registriamo che la segretaria del PD detta la linea e ha espresso delle posizioni che effettivamente sono abbastanza simili a quelle nostre. E quindi penso che dovrà essere la segretaria che detta la linea a risolvere i problemi interni del PD, non certo il Movimento 5 Stelle. D'altro canto noi abbiamo lanciato questa grande manifestazione per domani, una manifestazione per un'Europa di pace, per un'Europa di giustizia sociale, aperta a tutti e aperta anche agli amici del PD, come ha detto Conte proprio ieri sera. Do we have more questions? Fabio Fantozzi, La Press. A proposito della partecipazione, intanto volevo capire se avete notizie appunto di Schlein o della dirigenza del PD, se ci saranno. Voi dite che è aperta a tutti, vi ritrovate con delle posizioni che sono, coincidono anche con quelle della Lega. Poi abbiamo il discorso dell'appello dell'influencer Rita De Crescenzo. Insomma, non c'è il rischio che in questa piazza si ritrovi un po' diventi un catalizzatore di diversi populismi? Daniel Della Valle, please. Poi è sabato, giusto? Sabato a partire dalle 13. Guarda, perché ha detto domani? Chiedo scusa, infatti ho detto domani, chiedo scusa. No, non c'è niente. Sabato. No, sapevo qualcosa legato al voto. Daniel Della Valle. Guardi, io sulla questione della Lega sono molto chiara, perché anche un orologio rotto segna 2 volte al giorno lo fai esatto. La Lega, il Parlamento Europeo, sulla questione ucraina, è vero, ha votato diverse volte come noi, ma la Lega in Italia vota per le armi per milioni di armi da quanto. E soprattutto se entriamo in questa ottica, allora dobbiamo vedere quante volte tutte le altre forze politiche, il partito della guerra, i Fratelli d'Italia, Forza Italia, ha votato compattamente. Questa è un'accusa che io respingo al mittente perché non credo sia valida, soprattutto, ripeto, la Lega in Italia vota con il partito delle armi. Questa è sulla questione della piazza, la piazza è aperta a tutti, con una piattaforma ben precisa, che è quella che dice no al riarmo, che sia alla risoluzione delle controversie per vie diplomatiche. Quindi
io credo che ci sarà una piazza gremita di persone che vogliono la pace e non credo onestamente che ci saranno ambiguità in quella piazza. Anzi, piuttosto che le ambiguità ci sono state nella piazza del Faccio aggiungere una cosa su questa storia del populismo, delle piazze populiste. Io faccio fatica a capire come una piazza debba essere se non portare le esigenze del popolo. Anche perché la guerra molto spesso non la fanno gli intellettuali, la fa il popolo. È giusto che il popolo vede porto un'esperienza, una parola di pace. Evitiamo di essere classisti nel decidere chi deve partecipare alle piazze. Alle piazze partecipa il popolo. Dopodiché noi non abbiamo fatto richiesta a nessuno di portare nessuno in piazza, quindi non ci interessano i leader, ci interessa il popolo che viene in piazza. E quello per noi è esattamente ciò che noi vogliamo difendere da una guerra per i loro figli, perché la guerra che noi stiamo preparando sarà per i figli di quel popolo che non lo accetta e che appunto verrà in piazza a manifestare con noi. More questions? Max, Politico. Hi, thank you, Max here for Politico. So you're talking about solving the conflict in Ukraine through diplomacy, and of course we have the US already trying, right, to reach this first ceasefire that would start peace talks. However, Russia keeps rejecting any deal. It seems they don't want to sit at the table. So I want to ask you, how can the war be solved with mere diplomacy if Russia does not want to sit at the table? Thank you. Pasquale Enrico. Thank you. You know, let me make a sort of comparison with innovation, yeah? Technological innovation. Technological innovation is something new. You don't know until when you discover it. Diplomacy today is something like innovation. You don't know what it comes until when it comes. But actually you need to persist and follow it, otherwise you will never end in reaching the agreement. We know for sure that the solution is not rearming you, is not sending arms, because this is exactly the opposite. And I hope that this is clear, because this has been always the past. We don't know, actually, we didn't know how the wars in the past were ending before it ended with an agreement brought about by diplomacy. Thank you. Daniele Davvero, do you want to add something? Yes, I will take you down. Molto semplicemente, io credo che la situazione attuale chiaramente, come dice giustamente lei, è abbastanza particolare, ma allo stesso tempo noi abbiamo proposto più volte, lei dice perché la Russia non vuole la pace. È chiaro che in questo momento, io sono d'accordo con lei, la Russia non vuole la pace, perché chiaramente non le conviene in questo momento. Il problema è che noi come Unione Europea abbiamo per 3 anni insistito sulla questione delle armi, della guerra sul campo, una politica che è stata fallimentare, è chiaro che abbiamo fallito e che abbiamo spinto a rifiutare ad esempio i negoziati di Istanbul. Però allo stesso tempo cosa ci vuole in questo momento? Forse noi in questo momento dobbiamo lavorare affinché ci possa essere una nuova conferenza di Helsinki come quella del 1975 sulla sicurezza, perché è chiaro che in questo momento storico ci sono problemi di sicurezza, lo dobbiamo dire, dobbiamo essere onesti, c'è l'Europa, c'erano altri paesi, l'Europa, c'era gli Stati Uniti, c'era la Russia, eccetera, eccetera. Forse in questo momento è arrivato il momento di sedersi a tavolino e creare le condizioni affinché ci possa essere una nuova conferenza di Helsinki come nel 1975, su quali si vede la Russia, eccetera. I have one more question over there. Miro Deutsche Welle. Sorry, I insist, but I don't see the channels that you are proposing as a solution right now. And what do you think your colleagues from the left, from the Nordic countries like Latvia or Estonia, what they think about your proposal? Thank you. Pasquale Enrico. Yeah, I
Actually, we do not have the left colleagues from Latvia or Estonia, but anyway, I see your point. Surely, what it worries me from the proposal that some colleagues from Eastern Europe propose are, for instance, the withdrawal from the Anti-Mine Convention. So, look, we are preparing the war with arms that our children will take and make it explode in the next future. We need to stop this. We need to go exactly in the opposite direction of Priam. It's not the direction which will bring up in the country peace. Europe was set up on peace, on oaths, not on arms. The conference of Helsinki that was actually mentioned was done exactly in the worst period probably of the Cold War in Europe. At that time, leaders were old enough to speak about disarm, can we say that? To speak about the opposite of rearm. And we have seen actually that during peacetime, even the opposition, the conflict between West and East actually solved in 1989, the fall of the Berlin Wall, without arms. Actually with an approach which was established in 1975, asking for more peace and for less arms. This is what we need to ask. Otherwise our mission, as politicians, is actually failing. Danilo della Valle? Molto semplicemente la conferenza eventuale di Helsinki, modello Helsinki, sarebbe proprio per difendere quei paesi che hanno problemi di sicurezza, come dice lei, della Lettonia o dell'Estonia. Dicevo, un'eventuale conferenza, modello conferenza di Helsinki, difenderebbe proprio chi ha problemi di sicurezza come Lettonia, ed Estonia e Lituania. Perché se la soluzione che si prospetta è quella della guerra per difendere la sicurezza di questi stati, allora penso che siamo totalmente fuori contesto, siamo fuori dalla storia, perché lo sappiamo che non è quella la soluzione, non arriverà a una conclusione quel tipo di soluzione. E poi voglio aggiungere un'altra cosa, fuori tema, ma la politica estera dell'Unione Europea esiste? Perché ci sono anche interessi dei ciprioti, ad esempio dei greci, che sono le porte del Mediterraneo. Questo mi sembra che a volte ci si perde su questi luoghi, sulla politica estera. More questions? We have still 10 minutes. Please. Yeah, Cornelis Boon from Dutch media outlet Reporters Dagblad. I can follow you to a certain extent, but I was wondering why don't do both things, so end diplomacy and rearm Europe, because we know that in Europe armies are falling behind. So yeah. Thank you, Danilo. Perché innanzitutto il piano di riarmo dell'Unione Europea in questo momento non è un piano europeo, questo dobbiamo essere chiari, è un piano di riarmo nazionale. E seconda cosa, ma noi, guardate, come Stati membri dell'Unione Europea già spendono 4 volte più della Russia, e non sarà certo questo a risolvere, non sarà certo questo piano di riarmo a risolvere un'eventuale guerra. Guardate, la dottrina militare russa dal 1999, dopo la guerra in Serbia, è abbastanza grave. Purtroppo, in caso di eventuale guerra, potrebbe usare le armi nucleari. E quindi come andrebbe a finire? Aggiungo una cosa esattamente su questo. So let me add something on this aspect. As it was said, our expenditure, total expenditure, is far bigger than the Russian one. And actually, it is not only conventional arms that we are going to make sure that we are stronger than Russia, because of course there is nuclear weapons
And the nuclear weapons is not what we are going to achieve today, or not even in 10 years, as much as United States, as much as Russia. And actually this is revealing strategically how wrong is this 800 billion euro, which are actually going to spend in a asymmetrical way, which are going to be spent in a symmetrical way, in a fragmented way, just to give a signal, which is wrong, probably Russia, that we are going to get bigger and bigger so far. But from an economic point of view, it's even less efficient, because actually we are not going to put money where it is needed. If we want to, in perspective, look at a European defense, and we are on the same page here, we will follow a European defense, the perspective backed by a proper foreign policy, then we should have a coordination of national army. We need to have a rationalization of the expenditure. We need to have a simplification of the acquired public procurement. And actually, as you know, today, almost 80% of the extra expenditure that we are going to do is going exactly to other countries, mostly the United States. There is not even a reason from an economic point of view to increase this expenditure in a so fragmented way. And moreover, for a country like Italy, this would imply an increase of public debt up to 152%, France 122%. Are we able to support, from a financial point of view, the sustainability of our debt? So far, until a few days ago, actually, we were so much worried about the financial stability of our debts, Italy in particular, to the country, and now this has disappeared. So this is completely inconsistent as well from an economic point of view. Please, sì. Andrea Landrini, Manifesto. First question, would you agree to a common European defense, not national but common, not only rearm but a common European defense in general? Second question, your demonstration will be in Rome in 3 days on Saturday, but there is an initiative with all the left group in Brussels or in Strasbourg, what this will be. Also from a political point of view at the European Parliament. Stai chiedendo se c'è una manifestazione? No, la seconda parte stai è chiedendo se c'è una manifestazione. se c'è una manifestazione allora, riformulo in italiano che forse è meglio. Perché non fare anche una manifestazione con il gruppo left a Bruxelles, sì, non l'ho detto chiaramente, scusate, e anche quali sono le vostre iniziative politiche qui in Parlamento, in generale in Europa, come left e come 5 Stelle, ma all'interno del gruppo left. Sì, grazie, lo dicevo prima, noi abbiamo un congresso del Movimento 5 Stelle a novembre e come probabilmente sappiamo sicuramente noi, il Movimento 5 Stelle si è espresso in favore di una difesa comune europea, nella prospettiva, nel momento in cui abbiamo una politica estera comune, quindi c'è nel nostro manifesto politico di oggi una difesa comune. La difesa comune oggi per noi non parte dal riarmare, non parte dal rilanciare extra spese, parte dall'organizzare in modo coordinato e europeo appunto un coordinamento di eserciti, non rilanciando spese che appunto, come cercavo di spiegare prima, non sono utili, non sono efficaci anche dal punto di vista economico e soprattutto sono frammentati. Noi siamo preoccupati, vi dico subito, del fatto che i paesi con più spese, margini fiscali, ad esempio come la Germania o altri, andranno ad aumentare la spesa in difesa fino a 1.000 miliardi. Questo è qualcosa che ci preoccupa in Europa, altro che esercito europeo. Qui continueremo ad avere eserciti nazionali. Per la seconda questione sull'iniziativa europea, vi ho detto anche che alla manifestazione di Roma del 5 di aprile parteciperanno anche parlamentari del gruppo left, Marco Tenca, ad esempio del gruppo left parteciperà, anzi parteciperanno in tanti, poi alcuni di loro parleranno anche sul palco. Marco Tenca parlerà sul palco, parleranno personaggi come Barbara Spinelli, parleranno Bardero, parleranno Travaglio, parleranno appunto intellettuali di statura nazionale e internazionale. Max and Daniele Della Valle will reply.
You have another question, Max? I had a follow-up to my question before. So before you were talking about diplomacy, right, and about not knowing what diplomacy will bring, and you also mentioned history, and I was wondering that if history has started something, right, is that perhaps Russia has to break certain peace agreements, right, after it was going to be invading Crimea, now they're invading the rest of Ukraine. So why would this time be different? These diplomatic efforts, should Europe have blind faith in Russia? Or should it try to build up security guarantees? And since you oppose rearmament, how should these security guarantees look like? Thank you. Danilo. Guarda, innanzitutto voglio fare anche una breve riflessione sull'esercito, sulla difesa comunitaria. Sono d'accordo, l'idea è molto di prospettiva, perché prima di dare secondo me ci sono tante cose da fare. Cioè, appunto la politica estera, in questo momento chi decide la politica estera? Quali sono gli interessi? Sono quelli sull'est o sono quelli dell'America? Che li decidi oggi, i greci, gli italiani, che avranno un problema anche il giorno del Mediterraneo, già lo stiamo. E qual è l'idea? Quella di una politica estera aggressiva o quella di una politica estera di cooperazione con la circolazione delle prospettive dell'Italia? Io, guardi, voglio dire molto francamente, ma finora la via delle armi che è stata tracciata con il motto fino alla vittoria sul campo, che risultati ha portato? Questa forse è una domanda più per von der Leyen, perché la sua strategia è stata fallimentare questi anni, la domanda è più per loro, ma continuo a dire, fortunatamente, la via diplomatica è l'unica via che ci può portare alla soluzione di questo conflitto e ci può portare anche a capire come intraprendere il futuro, perché guardate, noi la Russia ce l'abbiamo via, ci sarà tra 30 anni, tra 40 anni, perché lì geograficamente e noi è chiaro che in un modo o nell'altro dovremmo dialogare con tutti, con gli Stati Uniti, dovremmo dialogare con la Turchia, con la Russia, con i BRICS, perché chiaramente noi siamo come Europa dovremmo provare a mettere insieme. Tra l'altro secondo me c'è una grande prospettiva anche dal fatto che gli Stati Uniti si stanno ritirando dal ruolo egemonico che hanno nel mondo, e questo potrebbe sicuramente riuscire. Forse l'Unione Europea dovrebbe lavorare su questo. Last, very fast question. Velocissimo, faccio il campo Anza, apparentemente fuori tema, apparentemente fuori tema, ma credo che abbia invece molto a che fare. Oggi in America alle 10 di sera Trump lancia i dazi, parla di festa della giornata della liberazione, che per gli italiani ha anche un valore diverso storicamente. Qual è la vostra posizione anche in riferimento alle accuse che vi fanno di essere stati in passato teneri con Trump? Ma questo è vero, nel senso che noi non abbiamo mai avuto, noi dobbiamo riconquistare la nostra autonomia strategica, e l'autonomia strategica si riconquista dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista economico, dal punto di vista della stabilità sociale e non dal punto di vista delle armi. Lì apporteremo soltanto instabilità. A Trump e agli Stati Uniti si risponde, a mio parere, al nostro parere, da un punto di vista complessivo, soprattutto economico e tecnologico. Noi dovremmo avanzare le nostre proposte che rafforzano la nostra economia, l'euro digitale, una tassa sul web, la web tax a livello europeo, che andrebbe a colpire grandi corporation che oggi si comportano da bulli del mondo, soprattutto sulle piattaforme sociali. Dovremmo certamente rispondere ai dazi se vengono avanzati, certamente sappiamo che ci fanno male, perché i dazi ci fanno male, ma a questo punto noi dobbiamo guardare al mondo. Avevamo in passato costruito la via della seta, che abbiamo visto che è stata subito eliminata da Meloni, che si è applicata un comportamento acritico nei confronti degli Stati Uniti di Biden all'epoca. Quindi dobbiamo guardare al mondo, dobbiamo guardare ai BRICS, dobbiamo guardare ai paesi emergenti e non solo agli Stati Uniti, certamente, soprattutto gli Stati Uniti che sono il nostro storico partner commerciale, ma la difesa degli interessi italiani ed europei, che sono coincidenti, si fa con una politica comune sui dazi, sulla tassazione, anche come abbiamo proposto qualche giorno fa, sulla tassa ai multimilionari e miliardari, di chi fa business in Europa. Ecco, questi sono elementi che noi dobbiamo mettere sul tavolo di negoziato in modo complessivo, se vogliamo riacquistare l'autonomia strategica e se vogliamo appunto parlare con tutti. Questa è la nostra posizione. Per
velocissimo, io non concordo con quello che diceva Pasquale, noi oggi piuttosto che andare a pregare i dazi per iniziare a guardare a tutto il resto del mondo, come diceva Pasquale, vede la sera. Purtroppo l'Unione Europea non mi sembra che lo capisca, visto che in una delle risoluzioni che votiamo oggi c'è scritto questo varie parole che la via della seta minaccia la stabilità dell'Unione Europea. Quindi mi sa che non abbiamo ancora fatto. Thank you to all the journalists, thank you to the staff of the EP, and thank you also to the translators. Thank you, bye.